Parola chiave continuità, c'è chi vorrebbe ritrovarla per scacciare i fantasmi riapparsi prima della sosta e chi della continuità in questo campionato ha sempre allegato la parola consistenza, partendo in sordina ma accelerando progressivamente perché forse le cose belle arrivano quando meno te le aspetti. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Francesco Pala, le immagini di Andrea Farris vi giungono dallo stadio Fralocci di Tortolì, quest'oggi cornice della 19ª giornata di eccellenza, la sfida tra il Tortolì e l'Ossese. Manovra del Tortolì che apre bene sulla corsa di Sergio Sulis che l'aggancia da uno sguardo al centro, la mette dentro! Menseghez! Bastano 22 secondi al Tortolì per passare in vantaggio. La firma è di Menseghez, 1-0. Fischia l'arbitro, parte Gueli verso la porta, in due tempi Tangiano la blocca. Buona qui l'avanzata allora Sulis, occhio perché si replica la dinamica con Sulis che invece va per la porta, ci deve mettere i guantoni Carboni. Manconi qui una gran giocata, Menseghez restituisce palla al 20 che può entrare in area di rigore, tira in porta, Carboni la blocca in due tempi. Tutte le sue qualità, occhio però perché qui la palla schizza in zona Tapparello, si muove anche Maitini. Tapparello sterza, poi sceglie il cross, un pugno di Tangiano per il gol dell'1-0 del Cagliari di ieri sera. E allora il Tortolì parte in contropiede con Sulis. Sulis porta palla, poi calcia, palo del Tortolì con Sergio Sulis. Così da parte di Di Pietro e allora ancora Sulis che ripropone per Menseghez, è tutto regolare. E l'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa dal fondo per... Braccato qui da Scarafoni, lotta anche Nurra che recupera palla, Manconi ancora, in agguato ruba palla, uno contro uno qui con Sanna, Manconi, lato corto dell'area di rigore, la mette dentro, che la conclusione di Ayana che con una deviazione trova il corner a un passo dal raddoppio il Tortolì, distanza importante dalla porta, va Mura, palla che passa e Tangianu mette la mano ma non la tocca. Si allontana Mura. Corner battuto qui dall'Ossese. Di testa Mainardi. E poi una deviazione decisiva presumibilmente con il tacco da parte, se non ho visto male, di Ayana che ha... Altro corner di Arca sul primo palo. Maitini e poi di testa Mainardi. Ha pareggiato l'Ossese con Mainardi che poi rimane giù. Preoccupati anche i calciatori dell'Ossese con Tapparello che ha invitato immediatamente l'intervento dello staff medico bianconero. Ha pareggiato l'Ossese con Mainardi. Fischia d'Ascola, parte Mainardi coi pugni Tangiano, allontana palla, possesso palla comunque in favore dell'Ossese. Ancora Arca, prepara il cross, Tapparello di testa, Tangiano la blocca del piccolo con Sulis che porta palla indisturbato. Buona qui la traccia per Cocco che la mette dentro Ayana di pochissimo al lato del secondo palo. Occasione abnorme per il Tortolì per riportarsi in vantaggio con Marco Ayana. Va bene, ancora Forense, palla che passa Maitini, Tapparello sponda ancora Maitini, carica il destro che diventa buono qui Tapparello in fuorigioco, aveva segnato Blasdante Tapparello, palla che però diventa buona per Scarafoni che pensa al cross, lo fa partire, colpo di testa da parte di Mainardi. Porta palla, serve Sulis sulla destra, opportunità allora per il Tortolì al 96esimo con Sulis che si allunga palla e allora dall'altra parte va l'Ossese. Non fischia l'arbitro, allora si gioca, arriva ora il fischio, il triplice fischio di Gabriele D'Ascola che dice che può bastar così